In vista della Pasqua, la comunità cattolica ieri ha partecipato alle numerose iniziative che si svolgono nel corso del Triduo Pasquale, i 3 giorni clou che ripercorrono la passione e morte di Cristo. Non una semplice rappresentazione degli eventi che hanno caratterizzato la vita di Gesù, ma anche un modo per i cristiani per aiutarli a riflettere su come seguirne l'esempio. Celebrazione solenne dunque ieri in cattedrale con la messa in Cena Domini officiata dall'arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano, un momento di alta religiosità e misticismo che ha toccato la sua punta massima nella tradizionale lavanda dei piedi, il gesto che compie Gesù nei confronti dei discepoli durante l'ultima cena prima di essere condannato a morte, compiuta da Monsignor Damiano. Una cattedrale gremita ha visto la partecipazione delle arciconfraternite al gran completo e il contributo dei cori diocesano e Santa Cecilia che hanno arricchito con canti e alcuni molto antichi la celebrazione. Poi processione silenziosa delle arciconfraternite verso il santuario della Dolorata per la veglia di preghiera e nella notte l'allestimento del simulacro della Madonna.